Immagina, immagina di vivere in un mondo dove la libertà non esiste, dove ciò che è vero o ciò che è falso lo decide il partito. Lo decide il partito perché il partito gestisce libri, giornali, riviste, quindi tutto dirà esattamente ciò che vuole lui. Quindi, se provassi anche solo a esprimere la tua opinione, scompariresti. Sarebbe come se non fossi mai esistito, anzi, non sei esistito. Questo è 1984. Il mondo in cui vive Winston, il nostro protagonista, è completamente diverso dal mondo a cui siamo abituati. Niente innovazione tecnologica, ma solamente povertà. Questo mondo è governato dal Grande Fratello. Quest'uomo è dovunque, sui muri, sui giornali, ma anche all'interno delle case, sui teleschermi. Consiglio questo libro perché è un libro con un messaggio e chissà, forse parla di un futuro neanche così lontano. Questo libro mi è piaciuto perché ti fa riflettere su quanto le persone siano manipolabili. Infatti, secondo me, la frase che rappresenta meglio il libro è: chi controlla il presente controlla il passato.